qui se c'è il vino in Veneto dobbiamo ricordarci che c'è stata la felice intuizione dei dogi che hanno capito che a Venezia di vino non ne veniva fuori qui in laguna, o meglio c'era poca roba, e hanno iniziato a emettere editti e inviti ai territori, un fenomeno tra tutti è il Prosecco, e quindi le colline del Prosecco, da dove c'è appunto, si dice ai trevigiani, a Conegliano, datevi da fare, studiate i vini e cercate di fare qualcosa, perché lì non se la passavano bene prima. Il filo conduttore, a mio avviso, ma io ci avrei anche cambiato il titolo, è quello dell'agricoltura eroica, perché questa è la storia dei pionieri, è la storia, lo diceva Cecchetto prima, no? Basta guardare le mani della nostra gente, perché poi ci sono tutti i fighetti col vino lì, anche lui faceva il fighetto, no? Degustava, decantava i nostri vini, ma alla fine questa è agricoltura eroica, lui lo dice a un certo punto, rive eroiche, no? L'agricoltura eroica è quella che dà i prodotti di qualità, l'agricoltura estensiva, l'agricoltura dei numeri fatti dal commercialista non dà nulla. Quindi veramente un ringraziamento ai tanti agricoltori che si spaccano la schiena, perché questi vini sono dei prodotti artigianali e artistici. Quando tu hai parlato dei passiti, no? Tu hai parlato di Breganze, piuttosto che il recciotto bianco, rosso, cioè lì c'è tutta arte, no? Perché non è che uno va nella vigna e dice fermentazione diventa un vino passito, no? Lì c'è un'invenzione. E poi forse anche la necessità di usare l'ingegno, perché il nostro è un popolo che ha patito la fame. Lo diceva il contadino sotto la Bellussi, no? Diceva alla fine dovevamo riempire lo stomaco, e quando si parla di viti maritate, cioè che cercano di sbarcare il lunario coltivando le viti e occupandosi di pacchi da seta. Ma la storia, sei stato bravo a descrivere la storia di un popolo che non è tuo, non è facile, e direi che questo è il grande merito che hai avuto. Grazie.